Trasferta emiliana per le telecamere e i microfoni di Verde a Nord-Est in occasione dell'assemblea annuale di CoProB, cooperativa dei produttori di zucchero italiana, lo diciamo. Sono in compagnia di Claudio Gallerani, che è il presidente. Italia Zuccheri poi è il marchio, ma di questo ne parliamo tra un po'. Allora Presidente, notoriamente in questo periodo si tira una riga, si tirano le somme e mi pare siano positive. Sì, sicuramente usciamo fiduciosi da questa assemblea, un'assemblea positiva che dà un po' di ristoro ai bieticoltori. Si vedranno arrivare altri 730 euro per ettaro delle bietole 2016 e questo è molto importante. Un'azienda che scommette sul suo futuro puntando alla massima innovazione per produrre più zucchero per ettaro e per produrre più zucchero in Italia, perché siamo verso un mercato senza quote, quindi dobbiamo puntare al massimo ed essere al massimo competitivi. In questa assemblea abbiamo avuto anche il conforto di industriali disponibili a scommettere con noi sulla valorizzazione delle materie prime italiane e quindi anche dello zucchero italiano. 5.600 soci, Presidente Gallerani, che lavorano con un obiettivo fondamentale, la qualità. Lo abbiamo visto negli interventi, di tutti quelli che si sono succeduti sul palco. Sì, noi puntiamo a qualità a 360 gradi, a una tracciabilità che parte dal campo alla tavola, puntiamo anche sull'innovazione di prodotto e abbiamo lanciato questo zucchero grezzo, zucchero non raffinato da barbabietola, proprio per andare incontro al consumatore che ci chiede sempre prodotti più naturali. Oggi pensiamo anche a altre innovazioni importanti sempre in questa linea. Tutti si innovano con questi suffissi, anche voi non avete voluto mancare con uno sguardo all'innovazione. Bieticoltura 4.0, cosa significa, Presidente? Assolutamente importante, significa una bieticoltura che poggia su condizioni e conoscenze completamente nuove, genetica, conoscenze tecniche, industria di precisione, per cui riteniamo che anche noi possiamo, come l'industria 4.0, avere una bieticoltura 4.0 completamente innovata che può andare a creare una svolta veramente nuova, inimmaginabile fino a poco tempo fa. La cooperazione è sempre una forma di fare impresa importante nel segno della solidarietà. Sì, la cooperazione, se ben fatta, noi diciamo è sempre più coimpresa, con un protagonismo sempre più forte da parte dei soci, e questa può affrontare le difficoltà che l'impresa privata nel settore saccarifero non è riuscita ad affrontare ed ha abbandonato. Assemblea annuale dei soci di CoProB, la cooperativa produttori bieticoli. Incontriamo e salutiamo l'assessore Simona Caselli, assessore all'agricoltura della regione Emilia-Romagna. Allora, la coltura bieticola è una delle più importanti della vostra regione. Sì, è una coltura molto importante, peraltro è importante in Emilia-Romagna e in Veneto. Ormai siamo rimasti l'ultimo baluardo della bieticoltura italiana. Ci sono questi 32.000 ettari fatti da CoProB che stanno andando bene, devo dire. Quest'anno finalmente un po' di soddisfazioni, perché la cooperativa ha fatto una scelta molto forte di investire da un lato in innovazione e quindi è riuscita a ottenere dei livelli di produttività quasi simili a quelli della Germania e della Francia, che ricordiamo sono favorite da un clima più freddo, e soprattutto è riuscita poi con una politica di marketing molto intelligente a puntare sulla riconoscibilità dello zucchero italiano, ad articolare il prodotto su varie linee che vanno incontro un po' alle esigenze articolate del consumatore, e questo credo che stia pagando, soprattutto leva dalla logica generica del prodotto generico o delle commodities. È molto importante, perché così quest'anno mi pare di aver capito che in questo bilancio anche agli agricoltori verrà data una buona soddisfazione con un buon prezzo di riparto. Allora, un bilancio positivo e una forma societaria, quella della cooperativa, che garantisce anche l'aspetto solidale, l'aspetto equo. Ad ottobre superamento delle quote, c'è già stato nel latte e adesso arriva anche nello zucchero. Che cosa ci possiamo aspettare e quale sarà il ruolo della politica, Assessore? Ma adesso speriamo che l'esperienza sia migliore di quella del latte, che oggettivamente non è stata felice anche nel momento di passaggio sulle quote. Finora abbiamo visto che in vista del superamento delle quote c'è stato un accaparramento
di prodotto e un aumento delle scorte. Questo naturalmente ha depresso i prezzi negli anni precedenti. Adesso le cose sono un po' cambiate, questo ci sta per certi versi aiutando, però io non saprei dire francamente che cosa succede ad ottobre, anche perché sappiamo che questo mercato lo fanno soprattutto i grandi player francesi e tedeschi. Quindi bisogna che Coprobì prosegua con la sua strada, che è una strada di diversificazione e di filiera con l'industria dolciaria e sul Made in Italy, perché questa è l'unica cosa che ci può proteggere da quantità esorbitanti che si aggirano per il mondo e soprattutto da una possibile invasione dello zucchero dell'emisfero australe. Grazie a Simona Caselli, assessore regionale all'agricoltura dell'Emilia Romagna. Ci ha raggiunti ai nostri microfoni Luigi Serra, che è l'amministratore delegato di Serra Industria Dolciaria. Allora, benvenuto Luigi Serra. Che cosa ha a che fare la Serra Industria Dolciaria con Coprobì e con lo zucchero italiano? Il fatto che sono qui a questa bella iniziativa di Coprobì lo dimostra. Coprobì è nostro fornitore da tempo, Italia Zuccheri, e noi come società produttrice di caramelle, che lavoriamo essenzialmente per la grande distribuzione con un nostro marchio più famoso che è le specialità italiane appunto, abbiamo fatto una scelta che è quella di usare solo zucchero italiano, rinunciando quindi, se vogliamo, alle oscillazioni anche un po' speculative di prezzi internazionali o meno dello zucchero, a favore di una scelta rigorosa, quella di privilegiare la filiera agricola italiana e la qualità dei nostri produttori. Cosa significa qualità italiana nello zucchero che magari noi usiamo tutti i giorni per dolcificare il caffè o il tè o altre bevande, poi lo vediamo inserito nell'elenco dei vari alimenti e magari non diamo importanza al lavoro che c'è dietro e soprattutto alla qualità, perché c'è zucchero e zucchero. Sa, io vivo nello zucchero da quando sono nato sostanzialmente, no? Perché la mia è un'azienda di famiglia che ha sempre lavorato questo, quindi conosco l'importanza anche strategica di un ingrediente come lo zucchero presente nella stragrande maggioranza dei cibi, delle preparazioni. L'85% dei prodotti vive di una presenza discreta o meno di zucchero. E io non penso che i consumatori italiani siano tutti dei patrioti che scelgono o preferiscono lo zucchero italiano per motivi di bandiera. Probabilmente si sentono rassicurati, e lo sono anch'io da consumatore, del fatto che c'è un ingrediente proveniente da una filiera vicina, agricola, nazionale, ben monitorata, ben verificata e quindi con un percorso di qualità su cui fare affidamento. Grazie a Luigi Serra, amministratore delegato di Serra Industrie Dolciarie, e dopo l'industria un giovane, Massimo Paterniani, che è membro del club della Bietola Veneto. Allora benvenuto Massimo, ti incontriamo a questa assemblea di Coprobì. Il club della Bietola, di cosa si tratta? Si tratta di un gruppo di persone leader, o così ci hanno definito, ma siamo umili agricoltori che hanno un unico scopo e un unico intento: riportare quella che era la vecchia viticoltura veneta e riportarla in Veneto. Noi siamo stati aiutati dal Coprobì, quindi emiliana, ci è stato dato un aiuto economico per salvare lo zuccherificio di Pontelongo. Ma oltre a questo cosa è successo? È stato messo a punto questi club, questo gruppo di persone dove l'intento unico è quello di essere trattrici e non rimorchi, ovvero dobbiamo essere coloro che portano ai vari colleghi tutte le innovazioni, tutte le informazioni, perché noi siamo coloro che in questo momento ci credono, ci hanno investito di questa fiducia e dobbiamo portare ad avere in Veneto un prodotto 100% veneto. Dobbiamo aumentare di 5.000 ettari il nostro bacino e piano piano io credo che se con la politica, se con le istituzioni, le associazioni di categoria riusciremo a salvare lo zuccherificio di Pontelongo, quindi tutto quello che è l'indotto, e con noi portare una buona fiducia e iniezione di fiducia all'agricoltura e alla viticoltura veneta. Allora, detto che le associazioni di categoria sono compatte, alla politica che cosa chiedete Massimo? Chiediamo, visto che abbiamo degli strumenti, noi li stiamo attuando, quindi parlo e per i giovani che possono usufruire di
piani di sviluppo rurali. Abbiamo ormai, come dice anche la Comunità Europea, abbiamo investito nel greening, abbiamo investito nel verde. Domani cosa chiede la Comunità Europea? Chiede all'agricoltura, dove viene investito un sacco di soldi, che cosa? Un aiuto, ovvero dare posti di lavoro ai figli, ai nipoti e a tutto quello che è la popolazione. Oggi sappiamo che il mondo del lavoro è in crisi ormai. L'agricoltura è sempre stata in crisi, io dico sempre, siamo sempre stati in crisi, però oggi ci siamo evoluti e ci dobbiamo mettere cosa? Ci dobbiamo mettere l'anima, noi giovani ce la stiamo mettendo tutta, l'agricoltura, l'istituzione deve darci la possibilità di vivere, ma non perché siamo poveri, ma darci quegli strumenti economici, perché noi sappiamo dov'è la tecnica, noi abbiamo ormai imparato quella che è la tecnologia, l'innovazione, e quindi ci aiuti a portarla avanti. Creda nella barbabietola, perché sarà, non dico il futuro, ma sarà una componente del nostro piano culturale e agronomico. Poi il veneto Massimo Patergnani del Club della Bietola, abbiamo ai nostri microfoni Massimiliano Cenacchi, che è responsabile dell'area agricola di Italia Zuccheri Copro B. Allora, il responsabile dell'area agricola che cosa fa? Il responsabile dell'agricola, diciamo che ha diverse funzioni, funzioni di gestione dei tecnici in campo, che sono la peculiarità della nostra cooperativa, in quanto la missione è proprio quella di cercare di assistere i nostri soci sul territorio per cercare di aumentare la resa produttiva. L'altro aspetto è quello di gestire insieme alla Presidenza i club della Bietola, che sono quello strumento, quel progetto che è partito nel 2014, che oggi è il motore propulsivo della cooperativa, che sta cercando di spingere con l'innovazione appunto sulla produzione. Allora, bisogna aumentare la resa, ma bisogna mantenere alta anche la qualità, alla luce di quello che ci hanno detto ai nostri microfoni i rappresentanti delle aziende artigianali, delle aziende agroalimentari, che vogliono usare lo zucchero italiano perché è di maggiore qualità. Quindi come si fa, Massimiliano Cenacchi? Diciamo che oggi abbiamo visto con gli esempi fatti vedere qui in sala che la Germania e la Francia sono molto vicini, perché abbiamo visto che ci sono esempi dove si arriva a produrre le 15-16 tonni di saccarosio con qualità estraibili veramente di qualità. Questo lo si ricerca con la passione che tutti gli agricoltori hanno, quindi è una peculiarità che ha il mondo agricolo, perché è un lavoro che lo si fa con passione. Quello tecnico è nostro, quindi essere vicino ai nostri soci, trasferirgli quelle conoscenze che noi a livello tecnico abbiamo, perché siamo professionisti della barbabietola, e cercare di arrivare a spingere sull'acceleratore, trasferendo quella conoscenza, quella ricerca che Beta sta facendo nel campo dell'ebeticoltura a tutta la base sociale. Ai nostri microfoni ci ha raggiunti Stefano Dozio, direttore generale di Copro B, che saluto. Mi ricordava poco fa nella chiacchierata informale, è da molto che sono in azienda, però da giugno nuovo direttore generale. Allora, intanto complimenti, e iniziamo subito con l'assemblea annuale dove si tirano le somme. Si tirano le somme, fortunatamente sono somme positive. La cooperativa, dopo un paio di anni complicati, dovuti ad un prezzo che era sceso veramente a dei livelli estremamente bassi, è tornata a dare ristorno ai nostri soci, che per noi è un elemento importante, dimostrare che essere parte di una cooperativa significa non solo credere nei valori della cooperativa stessa, ma anche riuscire a generare del valore per coloro i quali alla fine lavorano, seminano le barbabietole, le accudiscono, come in giornate queste che sono calde, quindi fanno fatica, e la cooperativa è il mezzo per antonomasia per fare questo e farlo in modo equo. Questo è un principio per noi importante. Allora, abbiamo visto anche tanti giovani che si affacciano al mondo della coltivazione con i club, e tanti giovani che ci credono, direttore. Sì, abbiamo fatto un percorso virtuoso, un percorso per il quale i
giovani si sono ritrovati in questi club, non solo giovani, però il club della Bietola, quindi queste riunioni di persone volontari, hanno trovato un punto in cui scambiare le migliori pratiche culturali, diffondere i valori. E abbiamo visto che questo è stato un elemento che ha accelerato il ritorno alla barbabietola da parte dei giovani. Per noi è fondamentale per il futuro. Allora, abbiamo parlato di Copro B, ma ai non addetti ai lavori a cui noi vogliamo far giungere un messaggio chiaro, diciamo Copro B, Italia Zuccheri. Esattamente, io poi sono fortemente appassionato del nostro marchio, fortemente legato a questo marchio, perché oggi Italia Zuccheri proprio nel nord-est è leader di mercato, è il prodotto che si trova maggiormente distribuito all'interno delle più importanti insegne non solo del nord-est ma anche di tutto il nord Italia. È un prodotto per il quale il consumatore, proprio perché sa come viene fatto, il prodotto Italia Zuccheri è disposto a pagare qualcosina di più, e il consumatore oggi ha compreso che quel pochino che spende in più non va ad un'entità astratta, va all'agricoltore. Allora, abbiamo visto che non solo il consumatore ma anche l'artigiano e l'industria agroalimentare, e ne abbiamo sentito uno proprio ai nostri microfoni poco fa, dice: io preferisco pagare qualcosa di più, avere lo zucchero italiano, avere la garanzia della qualità. È esattamente questo. Oggi il consumatore ha una lettura molto più ampia del concetto di qualità, non è più solamente organolettico, è chi lo fa, come lo fa, quanti chilometri fa, come è stato trattato colui il quale ha lavorato quel prodotto. Come dice Carlin Petrini di Slow Food, buono, pulito, giusto. L'industria ha bisogno anch'essa di seconda trasformazione, che siano caramelle, che siano bevande, che sia l'artigiano che fa un gelato di alta qualità, ha bisogno di raccontare queste cose. Allora, in chiusura della nostra chiacchierata, una domanda è spontanea: il futuro dello zucchero italiano, di Italiana Zuccheri, di Copro B? È un futuro dolce, immagino. Dolce, un futuro di sfida, perché cadono le quote il 1° ottobre 2017. Noi abbiamo lavorato in questi anni per prepararci, crediamo di essere una cooperativa ma virtuosa nei suoi processi, e perciò noi riteniamo che sarà un futuro sfidante ma sostenibile. Grazie a Stefano Dozio, direttore generale di Copro B. Per l'assemblea annuale è tutto, la linea torna a Verde a Nord-Est.